Allora, eccoci qua, riprendiamo un po' il filo del discorso, però prima per riprendere, devo dare la parola a lei, voglio prima lanciare un piccolo contributo perché riprende quanto si era detto adesso, è un po' un'ansia che ci attanaglia tutti, sentiamo cosa dice Sangalli, vediamo il contributo. Registriamo segnali di risveglio della nostra economia, ma che comunque evidenziano una inversione di tendenza che deve però essere supportata con politiche di sostegno alla domanda interna, partendo dalla riduzione della pressione fiscale su famiglie e imprese in modo certo, sostenibile, generalizzato. Dal 2011 al 2014 il prelievo sugli immobili è aumentato addirittura del 115%. Se dovessero scattare le clausole di salvaguardia tra il 2016 e il 2018 subiremmo un nuovo aumento delle tasse di circa 72 miliardi. Bisogna allora interrompere il circolo vizioso che porta al continuo incremento della fiscalità. Lo Stato infatti taglia i trasferimenti, ma non riduce le imposte di propria competenza e quindi comune e regioni, per sopperire ai tagli dei trasferimenti, aumentano i loro tributi, le loro tasse locali. C'è una tassa a Bologna che è stata definita delirium tax, viene tassato tutto quello che è in vetrina, quindi anche i menù dei ristoranti. C'è il pericolo che questo balzello locale si estenda anche in altri comuni? Assolutamente sì, proprio perché viene lasciata totale discrezionalità ai comuni. Non posso tassare il manifesto di consumo aperto 24 ore su 24. La nostra proposta è quella che venga effettivamente introdotta un'unica imposta locale, la local tax, che accorpi tutte le imposte che attualmente gravano su un'impresa. Siamo di fronte ad un federalismo incompiuto che non migliora i servizi, ma peggiora, nel senso che aumenta gli oneri a carico dei contribuenti. Quali sono le tasse che andrebbero abrogate domani mattina, quelle più inique che tartassano di più? Devono essere diminuite, e ripeto, devono essere diminuite le tasse certamente in modo progressivo, ma in modo certo, in modo sostenibile e in modo generalizzato. Allora, sono entrati in mezzo anche i comuni, gli enti locali, insomma vediamo che la situazione anche non è rosea, come aveva detto anche Zanon, questo è ribadito a livello nazionale, tasse su tasse, insomma. Come la vede? Perché a questo punto il nostro territorio, che dir si voglia, non è appetibile, le offerte dalle altre realtà sono più importanti, sappiamo che poi ci sono comuni che sono più interessanti di altri per le imprese, Certo. però non c'è competitività. Chiedo a lei, la stessa domanda la giro anche alla Presidente Zaccariotto. Beh, io ho fatto 5 anni di sindaco e so perfettamente... Provincia di Vicenza, quindi Arcugnano, zona vocazione per spiegare a chi non è... Le colline beriche, qui appena sopra Vicenza. Il lago di Fimone. Il lago di Fimone, infatti, spesso ci identificano con questo. Il problema è dei tagli alla spesa pubblica fatti dall'alto non risolvono il problema perché portano in realtà a un appesantimento dell'imposta poi sul cittadino che deriva dal comune. Cioè è inutile che il governo tagli soldi alle regioni, perché voi alle vi province, rifate comunque, gli enti locali si rifà poi. È ovvio, perché poi i conti devono comunque quadrare. Noi nella nostra esperienza siamo riusciti a ridurre la spesa pubblica e quindi a diminuire le tasse con dei progetti virtuosi, ad esempio il risparmio dell'energia elettrica con l'innovazione degli impianti. Il rinnovamento degli impianti è fondamentale, caldaie, illuminazione, sono una spesa enorme per i comuni. Andiamo nella direzione che oggi le tecnologie ci sono per diminuire questa spesa, ma non solo, iniziamo a fare progetti virtuosi con la comunità europea, andandoci a prendere i soldi che sono là e che nessuno oggi va a prendere.
Facciamo dei progetti insieme ad altri comuni, assieme ad altri stati. Abbiamo partecipato ad un bando internazionale, l'Interreg quarto con l'Austria e mi sembra la Croazia all'epoca. Quindi ci sono tutte queste risorse che possono essere messe in Arcugnano campo. fa parte di un'unione di comuni o è singolo? Per alcuni servizi fa parte di unione comuni, esempio, per altri quali servizi, ad esempio i rifiuti, la polizia locale e anche la segreteria. Si Però può fare dovrete economia di unire. scala con queste cose. Dobbiamo fare economie di scala, se noi pensiamo che un segretario generale a un comune costa indicativamente 100.000 euro, se siamo in 3 comuni che ce lo dividiamo spendiamo 30.000 euro a testa, Voi l'avete 50.000 euro a fatto? testa. Sì. Prego? L'avete diviso? Assolutamente sì. Per nella quanto? maniera Per più 2 o per assoluta. 3? Noi per 3 comuni, noi eravamo la parte più grossa e altri 2 comuni erano la parte più piccola. Però queste cose vanno fatte, cioè la possibilità del taglio dei costi c'è in Italia, come c'è nel comune piccolo, c'è anche nella provincia, c'è nella regione e c'è allo Stato, ma non si tratta di andare a tagliare, come diceva prima, da 120 a 90 mila euro l'usciere del Senato, perché questo non è un risparmio effettivo, c'è tutto un impianto di pubblica amministrazione e tanto per dirne una, la partecipazione a piattaforme di acquisto come il MEPA, come la Consip, non è una soluzione, perché spesso queste piattaforme hanno dei costi superiori a quella che ti fa l'artigiano sotto casa che dà lo stesso identico risultato. Quindi E che il tra l'altro sindaco i costi magari, standard no, i costi non standard lei- vanno bene per un certo punto di Sì. vista, ma non si può inchiodare un comune a dover necessariamente seguire determinate regole, determinate strade che portano a dei costi maggiori di quelli che effettivamente si possono trovare sotto casa. L'artigiano che oggi è vessato dallo Stato con le tasse e che è vessato anche in parte dai comuni per le tasse, è lo stesso artigiano che poi viene nelle associazioni sportive a fare volontariato, è quello che paga magari un po' di pubblicità per dare energia alle associazioni e quindi è quello che poi dovrebbe trovare nel suo comune almeno una risposta di lavoro per cercare di riuscire a portare a casa. Se lei potesse dire a altri colleghi suoi sindaci che ci stanno ascoltando, quali sono altre cose dove si può intervenire? Vi faccio un esempio, lei è uno che manda i giornalini a casa? Assolutamente sì, però poi bisogna vedere se i cittadini Quello è anche uno leggono, spreco, no? Beh, non è vero, perché noi siamo riusciti a fare i giornalini a propaganda, lo costo dica, zero. sindaco, dai. Certamente, noi abbiamo fatto i nostri giornalini a costo zero per il comune, per la collettività. Abbiamo fatto una raccolta di pubblicità e volontariamente le aziende ci hanno pagato il costo del la giornalino. raccolta differenziata, come porta a porta? Noi non facciamo il porta a porta, io non ho voluto il porta a porta, l'attuale sindaco invece fa il porta a porta, ma ha dei costi di servizio che sono altissimi il porta a porta. E io non Rispetto vado, a cosa? Rispetto ad esempio ad un'isola ecologica o a quello che già in altri stati come la Francia inizia già a fare, che è quello di non fare più la differenziata, perché ci sono oggi le tecnologie, gli strumenti che portano ad una non avere differenziata a livello locale, ma di portare tutto l'indifferenziato in un centro di smistamento, con dei risparmi che sono pazzeschi e Comunque che questa è la direzione da qui prendere. c'è l'ingegno dei sindaci che si attiva, mentre a livello ministeriale credo che sia molto più difficile. Presidente Zaccariotto, sicuramente. poi lei si propone anche per una città metropolitana, no? Sì, sì, sono 2 livelli diversi, nel senso che una realtà di piccole dimensioni ha determinati problemi, le realtà più grosse, voglio dire, hanno dei problemi di dimensione completamente diversa. Ecco perché secondo me oggi si è individuato in un ente terzo questa capacità di coordinare e di mettere insieme soprattutto quelle realtà di piccole dimensioni che rischiano oggi di essere bloccate da professionalità, da esperienze, da costi. Quindi, come faceva l'esempio del segretario generale, possiamo estenderlo, voglio dire, all'ingegnere piuttosto che all'architetto, e quindi poter anche portare avanti una certa progettualità, no, a livello di un ente maggiore che coordina e che dà professionalità senza costi. Anche questa è economia, voglio dire. Infatti il governo oggi impone anche che tutte le gare d'appalto vengano eseguite da una stazione appaltante che non è più il comune, proprio perché l'Italia è fatta prevalentemente da comuni di piccole dimensioni. Sì, non so se anche questo sia un vero vantaggio a livello locale. Non è un vantaggio a seconda della tipologia di gara, ovviamente, no? Ecco, ma magari per un'opera, la questione dei rifiuti piuttosto che la viabilità, magari ha sicuramente
sicuramente un risparmio. Se cominciamo a pensare a una gara d'appalto per i prodotti di pulizia, magari invece è più la burocrazia e il tempo che va che non il risultato che uno raggiunge. Però tutto questo... esatto, perché è rivolta alle imprese, perché qui stiamo parlando di stati che rivolta, ci strizzano l'occhio. Rivolta ovviamente all'impresa, io credo che oggi possiamo anche avere degli strumenti come enti pubblici per andare incontro alle imprese. Si è fatto cenno alla semplificazione, quindi penso ad esempio all'omogenizzare quelli che sono i regolamenti interni di un'amministrazione che oggi si differenziano da una realtà a un'altra realtà. Penso tutta alla partita della digitalizzazione e quindi della banda larga. Ci sono realtà oggi, insomma, basta pensare a un dato, che l'Italia è al 25° posto in Europa su 29 paesi in termini di banda larga. Quindi noi abbiamo delle intere, ad esempio, zone industriali che sono completamente sprovviste di banda larga. Ma perché non si fanno? Perché... sì, ma la banda larga ha dei costi che non sono di poco conto, quindi è chiaro che nel momento in cui un ente deve portare, fare la cablatura, portare la banda larga in quella parte del territorio, ha dei costi che da un punto di vista di priorità magari decide di investire sulla viabilità o sull'edilizia scolastica, o sul sociale, però portare la digitalizzazione all'interno della pubblica amministrazione significa dialogo, significa velocità da un punto di vista di tempi, significa che le imprese non si devono muovere nel territorio, significa dialogare con il mondo rimanendo fermi nello stesso posto. Posso chiamarla sindaco? Allora, io le auspico di diventare sindaco. Ma lo sono stata, quindi non c'è un problema di arrivare a San Donato. Andiamo su, lei diventa sindaco domani di Venezia, quando sarà il 10 di maggio, probabilmente si voterà tutto insieme, forse. 10 di maggio diventa sindaco. Le sue priorità quali sono? Venezia ha una realtà che è... No, me ne dica una così. Se devo guardarla da un punto di vista di impresa, ho fatto prima l'esempio della semplificazione rispetto ai regolamenti, perché i regolamenti sono espressione di una volontà e quindi di una capacità di decidere su temi specifici, no? Ecco, un'altra questione ad esempio riguarda, visto che si parla di tasse, su quella che è la tassa, va bene, sulle città turistiche, quindi anche là il governo ha dato questa opportunità alle città turistiche, però questo non significa che chi prende la tassa deve gestirsela in proprio per tutt'altri settori che non quello del turismo. Quindi il turismo significa viabilità, significa trasporti, quindi significa anche mettere a disposizione quello che è un'entrata perché questi servizi vengano migliorati e questi servizi non sono solo relativi al comune, ma sono relativi sui casinò. Lei come si... è un patrimonio per il casinò? Io sul casinò sono sempre stata dell'idea che è una follia vendere il casinò perché il casinò gli altri contendenti anche dicono... Ma non divaghiamo, non divaghiamo. Il problema è anche questo, ad esempio il tema della città metropolitana che è vista dalla categoria come un'opportunità di sviluppo e di economia, ecco, per me il casinò potrebbe diventare un patrimonio di una città metropolitana, quindi di più realtà e non necessariamente di un privato. È ovvio che in una realtà come Venezia, rispetto a Sanremo o altri in Italia che hanno il casinò, ha delle necessità di competere perché non è quello l'elemento di attrazione, perché in una città turistica, culturale, storica come Venezia deve avviare un sistema completamente diverso per poter entrare nel mercato ed essere visto come opportunità. Ma su questo va fatto un investimento perché sicuramente potrà costituire un'entrata per l'intero territorio, quindi l'operazione non va fatta col privato ma va fatta con il pubblico. Ma stiamo ma qua divaghiamo, io vorrei proprio restando sul punto, siccome c'è Pancin che rappresenta i pubblici esercizi a EPE Venezia, no? Ecco, l'altra cosa che secondo me è obbligatoria è che l'ente pubblico deve pagare le imprese non perché lo dice la norma che devono essere pagate entro 28 giorni, perché deve stare assolutamente in quello che è il regolamento. Oggi la fatturazione elettrica, che è diventata un obbligo, è sicuramente un mezzo per poter garantire il pagamento alle imprese, perché un'impresa che ti fa un lavoro e tu non la paghi, la metti in difficoltà per pagare quelli che sono gli operai. Quindi questi sono obblighi che il governo deve avere dalla pubblica amministrazione. Non è la digitalizzazione che porta all'alleggerimento, perché il SUAP che è informatizzato non porta nessun alleggerimento se dietro non ci sono i regolamenti che tagliano la burocrazia. Ma sicuro. Perché il fatto di essere informatizzati non significa essere più snelli, sia lo stesso identico procedimento, solo che fatto a livello
sistema informatico, però invece che a lei livello ha, cartaceo. però lei ha l'impresa, però lei ha l'impresa che non è necessario che le venga direttamente, voglio dire, in comune, che giri per tutti i vari enti per poter avere autorizzazioni varie, ma che seduta nel suo ufficio riesce entro 30 giorni ad e ha un controllo rispetto a questo. Voi siete già intervenuti? No, adesso parla lui, Pancini, perché deve dirmi qualcosa, se no non parla più. Zitto là. Si può fare qualcosa? Questa mattina ero passata ad ascoltare al Teatro Toniolo il focus del commissario Zappalorto sul bilancio di Venezia, un bilancio disastroso e che diciamo, potrebbe portare al prossimo sindaco di rimanere sindaco per 3 mesi e poi ritornare di nuovo un commissario, perché siamo diciamo che siamo al dissesto o quasi. Solo che però sono intervenuti tutti a parlare, però le soluzioni sono due, o abbassare le spese o ad aumentare le entrate, però nessuno ha detto che per aumentare le entrate, perché tutti hanno parlato di abbassare le spese, quindi spending review, licenziamenti e chi più ne ha più ne metta, però nessuno ha parlato di poter aumentare le entrate e ritorno a quanto diceva il Presidente Zanon, che trovo assolutamente pertinente e sensato il suo intervento, che nessuno dà certezza alle aziende del proprio futuro. A Venezia in particolare ci sono non lo so, forse c'è un accanimento contro le imprese che non vengono messe nella condizione di poter investire, di avere certezza del proprio futuro. Quindi per aumentare le entrate bisogna anche invogliare l'impresa ad investire e a fare delle nuove economie. Che alternative avete? Perché voi siete del territorio, non potete andare fuori. Insomma, noi siamo qui pronti e disponibili a spiegare per l'ennesima volta ciò che da anni diciamo e sono certo che... Però non vi sentite supportati. Sono certo che i nuovi candidati... Quali sono gli impedimenti che avete? In modo che quali sono gli impedimenti? Sì, ma non ci volgiamo, la trasmissione non è dedicata alla candidatura, attenzione. Si parlava di SUAP. Il SUAP, creato nel 2003 a Venezia, quindi digitalizzazione e quant'altro, oggi per avere una qualsiasi autorizzazione ci vogliono dai 6 mesi a 1 anno, per non dire a 2 o 3 anni. È troppo lungo, tempistica lunga, chiarissimo. Allora, detto questo, andiamo subito in pubblicità, poi torniamo sul tema internazionalizzazione, perché dobbiamo ancora affrontarlo, cioè abbiamo capito che qua non si sta tanto bene e quindi che alternative ci possono essere dall'aprirsi, se è possibile anche farlo, perché non è neanche tanto semplice. Pubblicità, poi torniamo con voi.